Inizio questo video di acquisti e abbigliamento sia del Black Friday che non dalla lavanderia, perché ci sono tre capi che vado meglio a mostrarveli così. Questo è il primo, e questo giubbottino fatto così, ecco, tutto con pellucoso così. Vi dico che perde un po' di pelo, che sono le prime volte che lo metto, ma rispetto a ieri, già oggi ho visto che ha perso meno pelo. Ha anche il suo cappuccio, e questo qui l'ho pagato 44 € preso in un negozio che si chiama Albert. Non so se ci sia una catena di questo negozio, mi sembra di no. Comunque questo qui è il giubbottino che mi sono presa, e dentro è con la fodera così. Poi un altro giubbottino, questo qui è i classici giubbottini invernali in giornate di pioggia. Questo è nero così, l'ho preso da Piazza Italia con lo sconto del 50%. Io l'ho pagato 34 € al posto di 68 €. E vi devo dire che mi sta piacendo anche questo qui. Anche questo qui ha il suo cappuccio e mi trovo bene, un giubbottino da tutti i giorni, non impegnativo, e mi sto trovando bene. E un altro acquisto è questo qui, fatto da Pittarosso. Qui c'ho anche lo scontrino e mi è stato scontato del 30% un paio di stivali, per cui al posto di 59,99 io l'ho pagati 41,99 €. Sono del marchio Dame Rosé, che io non conosco, non so, e sono questi stivali fatti così, sono di questo colore sul marroncino scuro. Dentro hanno un po' di come si può dire, un po' di rinforzo, di antifreddo, diciamo. Sono un po' imbottiti così, e questi qui sono gli stivali, sono bassi come piacciono a me. Sotto hanno anche questi li ho già usati. Sotto sono così antiscivolo, che mi va bene così. Poi un'altra particolarità che mi piace è che qui dietro hanno l'elastico, per cui se sono un po' più se si devono un po' allargare per seguire la forma della gamba, questi vanno più che bene, perché questo qui è veramente elastico, che riesco a portarli molto bene. Vi devo dire che mi stanno piacendo molto anche questi. Ciao, ed eccomi qui dopo aver iniziato questo video con delle clip fatte in lavanderia, perché andavo meglio a mostrarvi certi capi di abbigliamento. Continuo questo video acquisti di abbigliamento sia Black Friday che non da qui. Allora, prima di tutto volevo dirvi che sulle labbra ho messo l'Olita di Kat Von D, che è questo rossettino in stick. Poi, allora, prima di continuare con l'abbigliamento, volevo farvi vedere altri prodottini che ho preso, che sono da mangiare, che ho preso sempre con il Black Friday. Allora, da Look Fantastic mi sono fatta arrivare 2 confezioni di queste vitamine dell'Eye Boost, che sono vitamine per i capelli. Allora, io ho già fatto un percorso di 3 mesi, lo sto finendo. Poi sto ferma un mese, e questo diciamo che penso di iniziare ad utilizzarle a metà gennaio, fine gennaio, anche perché hanno la scadenza a novembre del 2020, per cui ho tempo di utilizzarli e di fare le mie pause. Sono delle caramelline gommose, io ne prendo 2 al giorno, di solito al mattino, perché mi è più facile ricordarmi di prenderle. Sanno di fragola, per cui sono piacevoli da prendere, e vi devo dire che qualche risultato lo sto vedendo. Beh, adesso la telecamera non li inquadrerà mai, però vi devo dire che qui sotto mi vedo dei capelli baby che di solito non ho, per cui sto pensando, a parte che qui sono cresciuti e mi stanno come stanno, comunque vi devo dire che qualche risultato lo vedo. Allora ho deciso, visto che erano in sconto per il Black Friday, di riprenderle
e di continuare il trattamento facendo le varie divisioni tra utilizzandole e non utilizzandole. Allora, poi dal sito Cosmiti qui avevano fatto dei sconti su prodotti selezionati da loro, oppure si poteva scegliere quello che si voleva e si avevano le spese di spedizione gratis. Io ho preferito scegliere quello che volevo e fare le spese di spedizioni gratis. Ho preso il tè verde intenso, un tè verde non intenso e questa edizione limitata per Natale. Allora, questo tè verde intenso ne ho un'altra confezione aperta, sono in bustine, non sono di quelli sciolti, per cui molto utili, si usa la bustina e si è a posto nel gettarla. E allora questo tè verde intenso lo sto utilizzando adesso e mi piace. Questo tè che ha questo nome Tisarevna, qualcosa del genere, e è un'edizione per questo Natale e vi devo dire che non è niente male anche questo. Adesso dentro aspettate che forse se trovo gli ingredienti in italiano ve li dico. Comunque ha dentro la cannella, l'arancia dovrebbe esserci e non trovo le indicazioni italiane, comunque cerco di capirmi da qui. Sì, è tè nero, c'è dentro l'arancia, la cannella e poi altre cose che io adesso non so tradurre, comunque non è niente male neanche questo tè. E per giunta mi hanno spedito questa bustina con 3 tè da provare, che sarebbero uno che è questo, l'Obsis Zen, uno che è un tè bianco e un altro che è di quello che vi ho appena fatto vedere, il Tisarevna. Di questo sito mi piace perché potete scegliere sia se lo volete in bustine, se lo volete sciolto, per cui danno varie libertà di scelta. E mi sta veramente come prezzi, cioè non è il prezzo del tè da supermercato, però non è neanche il prezzo del tè di Fittevia, per fare un esempio, per cui rispetto se non ricordo male, per dirvi, questa confezione l'ho pagata sui 9,99 €, ci sono dentro 20 bustine, per cui diciamo che non è un prezzo eccessivo. Ok, poi un'altra cosa che volevo farvi vedere è una cosa di Stroili. Non l'ho presa in questo periodo di Black Friday, l'ho ancora preso con lo sconto del compleanno che è stato alla fine di ottobre, il 26 di ottobre. Allora, con lo sconto compleanno mi sono presa questi orecchini. Allora, ho preso questi più grandi da mettere, adesso non ho su niente, di solito li metto qui sul primo buco, mentre sul secondo buco di mettere questi punti luce. Mi è piaciuto che sono un punto luce diversi dal solito, e allora ho deciso di prendere. E questi sono gli orecchini che li ho tenuti qui fermi perché volevo farli vedere in un video e adesso posso utilizzarli. Allora, ritorniamo sul nostro video abbigliamento. Allora, inizio con Piazza Italia. Questa qui è la busta di Piazza Italia. Allora, da Piazza Italia per 14,95 € ho preso questi jeans. Allora, come tessuto diciamo che penso che sia più un tessuto da mettere in primavera, perché io di solito il jeans lo sento così, se è un po' più grossettino, un po' più leggerino. Questo è un po' più leggerino, però mi va bene averli presi da portare anche in primavera e sono fatti così. Poi ne ho preso anche un altro che, come vedete, adesso non so se la videocamera percepisca i due colori, comunque questo è più chiaro, questo è un blu più scuro. Sempre vediamo il prezzo di questo.
sempre per 14,95 € e questo è l'altro jeans che come vedete è anche più smacchiato qui sulla gamba. E questi sono i due jeans che probabilmente porterò in primavera, ora come ora che il freddo questi giorni è anche arrivato. Una cosa invece da portare adesso con il freddo è questo maglioncino. Allora l'ho pagato 19,95 €, è fatto così, ha questo collo così ed è così. Mi è piaciuta la particolarità che forse non lo inquadrerà mai, ma forse sì, forse no, che ha dentro ha un filo sempre sul marrone che sbrilluccichia, ma dipende da com'è colpito dalla luce. Forse vedete che c'è quel filo ramato al suo interno ed è quel filo ramato che dà quell'effetto di sbrilluccichio. Allora mettiamo via questi prodotti di Piazza Italia e passiamo ad un altro sacchetto. Questa volta prendo il sacchetto di OVS. Allora, questo qui è il sacchetto di OVS. Vediamo cosa c'è qui dentro, che sinceramente non me ne ricordo più nemmeno io. Allora, ho preso questo maglioncino di questo colore che è, allora vediamo se c'è bigliettini di sconto o cosa, lo dovrei aver pagato 16,99 € ed è così semplice, però mi è piaciuto anche il colore e ho deciso di prenderlo. Poi un'altra maglietta che è più leggera, questa qui ha questi fiorellini fatti così ed è così con il collo così. Questa ci ho dato 12,99 € ed è semplice così, però mi piace questa idea di fiori messi così. Poi vediamo cosa c'è qui dentro, che prende molto posto. Ho preso, che forse faccio fatica a mostrarvela, è questa felpa che attualmente non la metto, però nei cambi di stagione tra sia primavera e autunno porto queste felpe, inizia a fare quel freschetto che mi piace avere una felpa, e ho preso questa felpa che dentro ha anche il pelo bianco ed è così grigia. L'ho pagata 29,99 €, però ha il suo cappuccio anche e vi devo dire che sono quei capi che mi piace sentirmi addosso, mi fa un effetto coccoloso che mi piace. E anche con OVS abbiamo finito. Adesso ho due sacchetti di un negozio che si chiama Nico, che praticamente uno arriva sempre dal sconto compleanno e uno invece l'ho preso con lo sconto Black Friday e vi faccio vedere. Allora, questo è il negozio. Per lo sconto compleanno ho preso sempre un paio di jeans, questi però sono più pesantucci e posso portarli anche adesso. Sono del marchio Lee, per cui sapete già che ho speso di più del mio solito, però sono super morbidi. Io vi devo dire che di questo marchio non ho mai gettato via jeans e riesco a portarli tranquillamente perché sono veramente morbidi. Questo però è il suo prezzo, 78,95 €, però sono veramente super morbidi per quanto mi riguarda. Poi qui dentro ci sono due magliettine. Allora, di questo marchio Celine ho preso due magliettine. Allora, questa qui l'ho pagata 29,99 €, tenete sempre conto che poi tutto è stato scontato di 30 € mi sembra, per il discorso del buono compleanno, ed è fatta così questa magliettina. Per me, per l'autunno inverno, mi sembra molto adatta. Poi c'è
ce n'ho un'altra sempre del stesso marchio, se non ricordo male, infatti sempre del stesso marchio. Questa ci ho dato invece 39,99 € ed è così, come si dice, maculata, ed è fatta così. E anche questa qui la trovo molto molto carina. Qui sotto poi hanno anche che si può anche tirare lo spaghetto per chiuderla di più sulla parte sotto, però ho visto che su di me mi stavano bene e ho deciso di prenderle, perché vi devo dire che magliette da 14 €, qualche volta le ho prese, però ne ho gettate via parecchie quest'anno perché non mi stavano più bene e il tessuto si era un po' rovinato, e ho deciso di spenderci un po' di più e vedere se mi durano di più e anche vedo che mi stanno meglio nella mia fisicità. Ultimo sacchetto, sempre di questo marchio Nico. Questi sono 2 capi che ho preso col Black Friday. Per il Black Friday avevano fatto il 20% su tutto. Per chi è tesserato come me, invece di iniziare lo sconto il venerdì, già il giovedì avevano iniziato lo sconto. Ho preso 2 cose. Allora, il mio amore per i jeans, ho preso di questo marchio che non so dove sia scritto il marchio, per me è un marchio nuovo, però mi piacevano, che erano fatti di diversi dal solito, per cui questo dovrebbe essere il marchio. Costo 32,95 €, però mi piacevano come erano fatti. Intanto in vita hanno questa, come si dice, questa ricciatura che di solito sugli altri non ci sono. Sono così semplici, neri, che mi è piaciuto, cioè principalmente mi sono piaciuti per questa ricciatura. Lo so che in vita, avendo sopra il maglione, non è che, che si vede a questa ricciatura, però tanto per cambiare dal solito formato della Lee, perché sono quelli che di solito in questo negozio amico sempre prendo. Allora ho deciso di provare questo, e per finire vi faccio vedere questo maglioncino coccoloso. Allora, è di questo marchio che io non conosco, ma in questo negozio lo tengono. L'ho pagato in prezzo intero, sarebbe stato 42,95 €, però mi è veramente piaciuto. È fatto così, come vedete che ha tutto questo pelucchio, che l'idea di portarlo così in inverno l'ho considerato un maglioncino coccoloso che mi ha veramente portato all'acquisto. E poi c'è dentro, anche nella lavorazione, un filo argentato che, in base a come è colpito dalla luce, dà un po' di bisluccichio. Il collo è fatto così, e anche questo qui è stato un maglioncino preso che veramente mi ha soddisfatto. Ok, allora io adesso vi ho fatto vedere intanto i miei acquisti in fatto di abbigliamento per quest'inverno, e per il momento vi saluto e ci vediamo il prossimo video. Ciao!